Ciò che provo è che andar via mi costa, proprio percepisco che mi costa. Qualcuno ha ricordato le immagini che ho citato ieri, e però mi sono detto, se costa è perché lasci qualcosa che vale, è perché lasci qualcosa di molto prezioso. L'uomo spesso scappa, l'uomo spesso è contento di voltare pagina, ma se una cosa ti costa, allora devi riflettere fino in fondo su cos'è questa cosa, per poter trarre dall'elemento di rinuncia e anche di sofferenza che c'è dentro tutto ciò che il Signore ti indica, e questo sarà una grande dote che tenterò di portare a Milano. Abbiamo scelto di cominciare da questo passaggio del suo discorso al Teatro La Fenice, che racconta l'emozione non solo del presule, ma dell'uomo, Angelo Scola, nel lasciare dopo quasi 10 anni Venezia, il resoconto dell'ultimo lungo weekend di saluto che la città ha voluto tributare al suo patriarca, in partenza per Milano. Un weekend che era cominciato così, domenica 4 settembre, con la passerella in gondola lungo il Canal Grande assieme al sindaco Orsoni prima della regata storica, l'ultima a cui Scola ha assistito in qualità di guida della Chiesa veneziana. Sono sempre sensazioni molto intense, poi grazie alla cortesia del signor sindaco ho potuto fare su questa bellissima gondola il pezzo di Canal Grande, che anche con le nuvole è sempre straordinario e splendido, e soprattutto straordinaria è stata l'accoglienza di tutte le persone, le barche, le remiere, la gente affacciata sulle fondamenta, sulle terrazze eccetera, e questo per me è veramente molto commovente, che mi aiuta un po' anche a superare una certa fatica di questa partenza, insomma. Cosa si porta di Venezia a Milano? Ma mi porto tante cose, anzitutto, come ho già scritto, ho già detto, sul piano personale ho imparato tanto, mi sono conosciuto meglio, perché ogni uomo si conosce svolgendo ogni giorno il suo compito, il suo lavoro, e Venezia in realtà è complessa e nello stesso tempo di una bellezza straripante e ferita, ma soprattutto i veneziani e anche la grande quantità internazionale di turisti sono una provocazione costante al cambiamento, quindi il frutto più bello che porto via è che mi conosco un po' meglio, mi conosco un po' di più, e poi mi porto via la bellezza straordinaria di una civiltà, di una cultura che la città condensa e che deve essere ulteriormente sviluppata perché possa giocare il suo ruolo insostituibile nel presente e nel futuro dell'umanità. Vicino a Scola, non solo in gondola, ma poi anche sulla macchina per tutto il tempo della regata, il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni. Certamente lui ha dato un'impronta a Venezia particolare, è riuscito a toccare le corde più vive della città, la sua vocazione internazionale, ma anche ha avuto un'attenzione pastorale particolare. La sua visita pastorale durata questi anni ho visto che è andata proprio alle corde dei fedeli, della popolazione, superando anche certe barriere fra la città d'acqua e la città di terra che a volte vengono enfatizzate, ma che lui credo sia riuscito a cogliere nel vero significato che ha questa città, che è una città composita, multiforme. Quindi devo dire che abbiamo un grosso rammarico, ci dispiace molto, perché con lui credo che tutta la popolazione sia entrata molto in sintonia e sia riuscito appunto a fare molte cose per Venezia che rimarranno. Lei ha anche un rapporto particolare col patriarca? Beh sì, io ho un rapporto che deriva anche da prima della mia carica di sindaco, ho avuto la fortuna di collaborare con lui per le questioni di San Marco e devo dire sempre con una grande sintonia di intenti, proprio perché è una grossa personalità che comprende al volo quali sono i problemi e sa dare anche
i suggerimenti e le incitazioni giuste. Lunedì sera invece alla Fenice il commiato civile. Ad accogliere Scola sulla gradinata del teatro, oltre al sindaco Orsoni, il governatore del Veneto Luca Zaia e la presidente della provincia Francesca Zaccariotto. In onore del patriarca uscente un concerto con musiche di Mozart, il suo compositore preferito. E a seguire i discorsi di saluto del governatore Zaia, della presidente Zaccariotto e anche in qualità di padrone di casa del sindaco Orsoni. In questi 10 anni siamo cambiati tutti, siamo cresciuti, non solo nella fede ma anche come cittadini, come uomini. E lei ci ha aiutato a cambiare noi stessi ma anche la città, con le sue iniziative che sono state ricordate. Ci ha ricordato a noi stessi quelli che siamo, gente forte. I veneziani sono sempre stati gente forte ed aperta però al mondo, all'accoglienza, alla diversità. Ha dato un nuovo slancio alla vita della città. Questa è la cosa che io credo di doverle veramente riconoscere. Uno slancio che, come dire, di cui la città aveva bisogno. La città si era, come dire, un po' seduta. Allora che cosa le posso dire a conclusione di queste mie poche parole? Le promettiamo che non dimenticheremo il suo insegnamento, un insegnamento che ci ha cambiato anche noi. Le promettiamo che dopo questa esperienza abbiamo imparato di nuovo ad affrontare il mare aperto, a rivolgerci al mondo con quella sicurezza e con quella forza che era dei vecchi veneziani. Grazie Patriarca, e lei sarà sempre nel nostro cuore e speriamo di poterla sempre accogliere qui a Venezia con lo stesso entusiasmo, lo stesso affetto con cui oggi la salutiamo. Grazie Patriarca. È poi toccato a lui, ad Angelo Scola, all'eminente esponente della Chiesa, ma anche uomo, che dicevamo non ha saputo trattenere in alcuni passaggi la sua emozione, tenere l'ultimo discorso alla città. Un discorso in ogni caso forte a 360 gradi, in cui ha lanciato parole di incoraggiamento, ma anche di monito ai veneziani. Noi veneziani portiamo la responsabilità unica al mondo, di una città che per la sua assoluta singolarità fiorisce dalle acque e costa dolore e fatica a tutti viverla e mantenerla, ma per questo parla al mondo e ne porta la responsabilità. Il mio augurio a tutti voi e a tutta la nostra realtà di Venezia, del Veneto, del Nord-Est è che il peso di ciò che ogni giorno nasce qui e di ciò che i nostri visitatori ci documentino sia sempre più reale per il bene di tutta la nostra realtà italiana, europea e mondiale. Anche questo male oscuro della crisi passerà. Dobbiamo avere speranza. Passerà, però passerà se cambiamo, passerà se cambieremo. In una saletta del teatro in forma privata c'è poi stata la consegna di doni a Scola da parte di Regione, Provincia e Comune. Il sindaco Orsoni gli ha offerto, a nome della città, un artistico lavoro in vetro del maestro Giampaolo Seguso, che racchiude un ducato della Repubblica Veneta risalente al 1780. È poi toccato alle altre autorità presenti, dal prefetto Luciana Lamorgese a molti sindaci dei comuni facenti parte della diocesi di Venezia, dare l'ultimo caloroso saluto al patriarca. Il suo successore le chiederà qualche consiglio. Che consiglio gli darà? Ma quello che diede a me il Cardinal C'è 10 anni fa,
lui disse anche se non sarà sempre facile, anche se sarà un po' spigolosa, devi amarla Venezia, se la ami ti dà tanto, e oggi mi rendo conto che è così, quindi questo è il consiglio che lascerò anche al mio successore. Che caratteristiche vorrebbe avesse il nuovo patriarca? Quelle del patriarca Scola, è un uomo aperto, pieno di iniziative, di comprensione per i problemi di questa città così difficile. Speriamo che il Papa sappia scegliere bene.